Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Se muoio sappiate che ho fatto tutto per salvare mia moglie e i miei figli. Un passaggio della lettera scritta dall'architetto Angelo Onorato, trovato senza vita sabato a Palermo. La procura apre un fascicolo per omicidio come atto dovuto. Palermo, traffico di rifiuti da 50.000 euro al mese, una banda gestiva pure le piazze di spaccio e le estorsioni, 27 arresti. Fa di nuovo scena muta davanti ai magistrati Daniele Alba, il meccanico che a Cianciana ha tentato di uccidere moglie e 2 figli piccoli. Invasione di topi a Catania, in via Lago di Nicido numerose segnalazioni da parte dei nostri telespettatori. Siracusa, capitale della carta igienica, secondo un'indagine sui consumi è la provincia dove costa di meno. Tarocca e Fede a Catania, la band I Reali che scala le classifiche, sul palco anche il saluto dell'arcivescovo Renna. Calcio, dopo l'eliminazione dai playoff, Palermo e Catania pensano alla prossima stagione. Tra i nomi per le panchine c'è quello di Pippo Inzaghi. Resta ancora un giallo, la morte dell'architetto Onorato a Palermo che qualche mese fa aveva affidato una lettera ad un avvocato. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per omicidio, è un atto dovuto, fanno sapere. Roberta Lunghi. La procura di Palermo indaga per omicidio per la morte di Angelo Onorato, l'imprenditore, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita con una fascetta stretta al collo nella sua auto sabato scorso a Palermo. I magistrati continuano a propendere per la tesi del suicidio, anche se il motivo del gesto è tutt'altro che chiaro. I familiari dell'architetto continuano a ribadire però di non credere alla tesi del suicidio e a sostenere che l'uomo sia stato ucciso. Al centro delle indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia, la lettera consegnata alla polizia dall'avvocato Fabrizio Macchiarella, il tributarista amico di Angelo Onorato, al quale l'aveva consegnata 2 giorni prima di morire con l'impegno di darla alla moglie se gli fosse accaduto qualcosa. All'interno una frase shock: se muoio io sappiate che ho fatto tutto per salvare mia moglie e i miei figli. Uno scritto composto a febbraio dove non si leggerebbero nomi e cognomi. Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita, scrive su X Francesca Donato. Il dolore è inimmaginabile e prega tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte del marito, lasciando che a parlare siano le indagini. Che Onorato avesse paura si evince chiaramente dallo scritto nella lettera. Le persone più vicine a lui pensano a problemi legati al cantiere di Capaci per realizzare un capannone, forse una richiesta di risarcimento. Anche il giorno in cui è morto, Onorato ha detto al cognato che sarebbe andato a Capaci per risolvere una questione, ma a Capaci non è mai arrivato. Oggi in serata dovrebbe svolgersi l'autopsia che potrebbe dare qualche risposta in più. Nella prima ispezione cadaverica il medico legale aveva negato che ci fossero segni di violenza, così come segni di una colluttazione. Restiamo a Palermo, traffico di rifiuti da 50.000 euro al mese, una banda gestiva pure le piazze di spaccio e le estorsioni, 27 gli arresti. Eva Spampinato. Trafficavano droga e rifiuti e incassavano fino a 50.000 euro al mese. Un blitz dei carabinieri di Palermo ha fatto scattare le manette per 27 persone, 17 finite in carcere e 10 ai domiciliari, che oltre a rubare, lavorare e rivendere il ferro, controllavano le piazze di spaccio e rubavano auto. Un giro d'affari fiorente che coinvolgeva anche un imprenditore, il quale, secondo gli inquirenti, metteva a disposizione i propri mezzi, consentiva la compilazione dei formulari per la successiva vendita dei rifiuti a ditte della Sicilia e di altre regioni, impegnate nel campo edile, siderurgico e del trattamento di materiale metallico, con guadagni stimati che potevano arrivare anche a 50.000 euro mensili. Nelle piazze di spaccio di San Giovanni Apostolo, Borgonuovo e Cruillas gli indagati gestivano la vendita della droga con armi da sparo clandestine. Altri introiti poi arrivavano dal furto di auto e furgoni. La banda prima rubava decine di mezzi e poi tentava l'estorsione ai proprietari con il metodo del cavallo di ritorno. La somma richiesta per la restituzione era di 1.000 euro. Ha fatto ancora scena muta Daniele Alba, il meccanico di Cianciana, che giovedì scorso ha coltellato e ferito gravemente la moglie e i 2 figli piccoli. Ha scelto dunque di non rispondere ai magistrati. Davide Sardo.
Così come subito dopo l'arresto, anche oggi al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, in occasione di un altro interrogatorio in sede di udienza di convalida, Daniele Alba si è avvalso della facoltà di non rispondere, trincerandosi nel silenzio. Il meccanico 35enne di Cianciana, che giovedì scorso ha coltellato e ferito gravemente la moglie e i due figli, 6 e 3 anni, investito la rabbia verso la moglie che avrebbe voluto separarsi rientrando in Polonia, la sua nazione d'origine, insieme ai figli. Alba, accompagnato dai suoi legali, si è presentato al cospetto del giudice per udienze preliminari del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, il quale valuterà l'applicazione della misura cautelare in carcere pretesa dal sostituto procuratore Brunella Fava, titolare dell'inchiesta. I bambini sono in progressivo miglioramento. Christian e Sara sono entrambi ricoverati all'ospedale dei bambini di Cristina a Palermo. La madre Aneta, invece, già operata a Ribera, sta bene e a breve potrebbe essere dimessa all'ospedale Fratelli Parlapiano. Ha passato la prima notte in carcere Maurizio Amoroso, il 59enne che ieri ha ucciso a martellate la madre 90enne. Si indaga per risalire a un movente che potrebbe anche non esserci. Maglio Viola. Un raptus improvviso, come altri ne erano capitati in passato, ma stavolta irrefrenabile. Un raptus forse legato alle sue condizioni di salute, tali da farlo inserire nella categoria dei disabili. Non ci sarebbe un vero e proprio movente, ma soltanto una rabbia improvvisa e incontrollata dietro l'omicidio di Maria Benfante, la donna di quasi 90 anni assassinata ieri mattina a martellate, sembra dal figlio disabile Maurizio Amoroso, di 59 anni. Amoroso è stato arrestato e trasferito in carcere ieri sera, dopo appena mezza giornata di rilievi e interrogatori. Gli inquirenti non hanno dubbi sulla sua colpevolezza, anche se c'è da comprendere se le condizioni mentali siano compatibili con il regime carcerario, cosa che nella notte è sembrata un po' difficile. Amoroso viveva con la madre nella villetta fuori dal paese di Borgetto, lungo la strada provinciale, una costruzione fuori mano nella quale al piano superiore vive anche l'altra figlia della vittima e sorella del presunto assassino. Ieri mattina l'esplosione della rabbia improvvisa e incontrollata e le martellate. La ragazza dal secondo piano ha sentito le urla della madre, è scesa, ma al suo arrivo la tragedia si era già consumata. La chiamata per i soccorsi, ma il 118 può soltanto constatare il decesso, poi l'arrivo dei carabinieri e l'avvio delle indagini. Amoroso adesso è in carcere, ma trovare un vero movente sarà cosa ardua, vista la situazione dell'uomo. La Premier Meloni sarà a Palermo questo pomeriggio al Teatro Massimo, firmerà con il governatore Schifani il patto di sviluppo e coesione per l'isola. La Sicilia è una delle 3 regioni che non ha ancora sottoscritto il documento programmatico che porta in dote quasi 7 miliardi. Una parte sarà assegnata a Catania per finanziare progetti per la città. Emergenza siccità, ospite di Buongiorno Sicilia, il ministro Musumeci. L'acqua non si può più sprecare, ha detto, ci sono alternative. Sentiamolo. La lotta alla siccità si prepara quando l'acqua c'è, perché noi consumiamo utilizziamo solo il 10-11% dell'acqua piovana invece di accumularla. Abbiamo oltre una ventina, forse 26-27 dighe, ma molte di queste non sono utilizzabili perché per 50-60 anni si è consentito l'insabbiamento o da parte delle sponde o per un fenomeno naturale, il che significa che la sabbia prende il posto dell'acqua. La verità è che poi nei comuni la rete di distribuzione fa brodo da tutte le parti, dovrebbero essere almeno rifatte quelle delle città capoluogo. Non abbiamo avuto sufficiente cura verso le infrastrutture idriche e idrogeologiche. Abbiamo chiesto alla Regione di presentarci un elenco delle opere più importanti, ce ne ha presentate 50, su quelle stiamo assieme alle altre regioni racimolando centinaia di milioni per cominciare a finanziarli. E bisogna capire che l'acqua non si può più sprecare e bisogna trovare le soluzioni alternative. All'acqua potabile tradizionale bisogna anche abbinare l'acqua dei dissalatori, in altre parti del mondo viene utilizzata soprattutto per fini industriali e agricoli, e l'acqua dei depuratori.
Controffensiva sul ponte, il senatore leghista Germanà ha presentato un esposto nei confronti del leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Bonelli, nei cui confronti ipotizza il reato di calunnia. Chi come Bonelli dichiara falsità, sostiene Germanà, presentando esposti basati su menzogne, crea un pericoloso clima di odio e allarme sociale ed è penalmente perseguibile. A Catania adesso, dove si segnala un'invasione di topi, cittadini e commercianti segnalano infatti la presenza di grossi roditori in centro ed in periferia. Siamo stati a vedere la situazione in via Lago di Nicito. Tonino De Mana. Sono grossi come gatti e a furia di rovistare tra rifiuti crescono a dismisura e proliferano di giorno in giorno. Emergenza topi a Catania con cittadini e commercianti esasperati. In centro o in periferia cambia poco. Ci troviamo in via Lago di Nicito per numerose segnalazioni arrivate alla nostra linea di WhatsApp. Il filmato che vedete è stato realizzato da un nostro telespettatore e ritrae un grosso topo che si sposta freneticamente sul marciapiede. Siamo rovinati al massimo. I topi ci stanno invadendo, dato che qua all'angolo è una zona che è crollato il palazzo e poi i topi e c'è il rifugio dei topi. Cortesemente se ci aiutate perché siamo consumati. I topi si sarebbero insediati nel fossato rimasto dopo il crollo del palazzo in via Castromarino. Invece di abitarci noi ci sono i topi, come per vedere. E qua è una zona con tante attività commerciali, di ristorazione e credo che il comune dovrebbe fare qualcosa. Altri topi sono stati segnalati in questa vecchia abitazione di via Plebiscito tra i civici 698 e 700, dove al rischio igienico-sanitario si aggiunge un serio pericolo per l'incolumità pubblica, con un balcone o quel che resta che pende come una spada di Damocle sui passanti. Dal Tribunale di Caltanissetta nuovi risarcimenti per la morte di una donna deceduta 40 anni fa per aver contratto il virus dell'epatite C dopo una trasfusione di sangue. Il marito e la figlia avevano già ottenuto un risarcimento di oltre 1 milione di euro. Adesso al genero e ai nipoti andranno 300.000 euro. Siracusa è la capitale della carta igienica. Secondo un'indagine sui consumi, infatti, è la provincia dove costa di meno in Italia. Siamo andati in giro per sentire cosa ne pensano i consumatori. Francesca Loi. Lì ha appena fatto la spesa, sa a Siracusa cosa costa meno? Ma non la frutta, senz'altro. Forse la carne. Se le dicessi che la carta igienica a Siracusa costa meno. Non è vero. E invece sì. Ah sì? Tra i tanti rincari c'è qualcosa che va in controtendenza, è la carta igienica. Se in Italia negli ultimi 3 anni il prezzo medio è salito del 44%, Siracusa si conferma la provincia più economica. Almeno andare in bagno non diventa un problema. Ah, ecco, va bene, infatti, perfetto. Cosa ne pensa? Una buona notizia? Ma insomma, la carta igienica che dobbiamo fare? Devo mangiare l'olio, non si può cattaricchio l'olio. Almeno una devo con beneficio di 1 a 2. L'analisi è del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che ha elaborato i dati pubblicati sull'osservatorio del Mimit. Una confezione da 4 rotoli in Italia oggi costa più di 2,50 euro. A Siracusa poco meno di 1,80 euro. Qualsiasi cosa va bene, l'importante è che costi meno, effettivamente. Potrebbe essere una buona idea per fare una scorta. Se da un lato la notizia fa sorridere, dall'altro fa riflettere. Tutti i prodotti dovrebbero essere, però. La speranza condivisa da molti, se non da tutti, è che l'inflazione si riduca. E non solo per la carta igienica. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Rock fa rima con sesso e droga? Non è sempre così. Un gruppo di Christian Rock si è esibito a Catania nel quartiere San Giovanni Galermo. Sul palco anche l'arcivescovo Renna. Adelaide Barbagallo. Il rock possente del Reale a Catania, con migliaia di persone arrivate da tutta la Sicilia e dalla Calabria per applaudire il gruppo che gira tutto il mondo e che non era mai stato nell'isola. Ad attrarre schiere di giovani e intere famiglie è la loro Christian Music. Sul
Sul palco l'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che si è rivolto ai giovani, colpito dall'evento organizzato dal parroco di San Giovanni Galermo padre Catalfo e dal suo vice Don Bucolo. Noi siamo quelli dell'eternità, che non è l'eternamente vecchio, ma l'eternamente giovane. E dalla droga, dalla strada, dalla effimera ricerca di felicità che nascono in reale. Alessandro Gallo, voce e chitarra del gruppo, e Francesca Cadorina, entrambi tossicodipendenti, nella comunità Cenacolo riscoprono il senso della vita. Decidono di coniugare fede e rocco. Come si è trovato lo spazio artistico per temi di violenza, ostentazione della ricchezza, sesso, droga, si può trovare spazio anche per i valori cristiani se la proposta artistica è di pari qualità. Smontano il luogo comune dello sfigato cattolico che si batte il petto ed è triste. Sono gioiosi, raccontano la loro esperienza di rinascita, scalano le classifiche. I loro album sono tra i più scaricati e venduti online. Le notti soffre il mal di mare, forse il mondo vero è quello di Catania. Parliamo adesso della granita, delizia dell'estate, protagonista della Nivarata di Acireale. Accanto alla tradizione anche tante novità e gusti insoliti. Emanuela Corsi. Délicieux, magnifique. Français, tout en français. Semplice o con panna, a colazione o a pranzo. La granita è il dolce freddo al cucchiaio più amato non solo dai siciliani, ma anche da chi visita la nostra terra. A questa prelibatezza artigianale è dedicata la Nivarata, il festival che ogni anno si tiene nel comune di Acireale, che inaugura l'estate e celebra la granita siciliana nel mondo. Cos'è la granita per un siciliano? Beh, diciamo che noi siamo cresciuti davanti a una granita e una brioche col tuppo, quindi la granita è storia, cultura e tradizione del nostro territorio. Si fa la granita come si faceva una volta, quindi nel tino, come funziona? Tino. Funziona che qui viene caricato con 12 parti di sale e di ghiaccio e 6 di sale. Arriviamo a una temperatura di meno 21. Facciamo uno strato di ghiaccio e uno strato di sale fino a coprire, poi all'interno mettiamo il liquido che si deve ghiacciare. Si forma la granita. Si forma la granita sbattendo sempre. Quest'anno quanti sono i gusti proposti? Quest'anno i gusti proposti sono ben 36, 18 granite e 18 sorbetti in un'espressione infinita di gusti, sapori, aromaticità provenienti da tutte le parti del mondo. Accanto ai gusti tradizionali spuntano anche novità salate. Qualche ingrediente particolare? Il sale dell'Himalaya, buonissimo. Nella granita? Sì, spettacolare. Di tutti i gusti che abbiamo visto, però il sorbetto al pane cunzato è insolito. Il desiderio del gelataio di Salvatore era appunto quello di ricordare la merenda di un tempo, quella povera ma saporita. Quindi pane cunzato con il pomodoro, olio, origano e sale. E poi ingredienti come verdure, piante aromatiche e fiori. Io sto preparando una granita di fiori di zagara. I gusti più classici rimangono sempre un must, però l'originalità e la ricerca deve necessariamente proseguire. Va bene sperimentare e innovare, ma su una cosa sono tutti d'accordo. Accanto a una granita non può mancare la brioche, rigorosamente con il tuppo. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva con le siciliane che cercano di programmare adesso il futuro. Siamo alla pagina sportiva, è già tempo di pensare al futuro. In casa a Palermo, tra i nomi papabili per il dopo Mignani, c'è anche quello di Filippo Inzaghi. Marco Gullà. Il cartello lavori in corso è già stato affisso. L'eliminazione dai playoff riecheggia ancora in tutto l'ambiente, ma il Palermo deve guardare avanti. E allora rivoluzione in atto. Il primo capitolo è quello dell'allenatore. Michele Mignani non sarà confermato. Al suo posto si è già parlato di Zanetti, ex Empoli, che avrebbe avuto vari contatti e sarebbe onorato di guidare i rosanero, ma ci sarebbe sullo sfondo anche Filippo Inzaghi. Il tecnico è reduce dall'esperienza, non proprio felice, alla Salernitana,
italiana e il suo profilo è tenuto in considerazione dal City Group, che però sembra dare priorità a Zanetti. E poi ci sarebbe anche Dionisi, ma l'ex Sassuolo ha richieste anche da club di Serie A. A lasciare sarà anche l'attuale DS Leandro Rinaudo, il cui contratto scade il 30 giugno e che non verrà rinnovato. Da Manchester, quartiere generale della City Group, come di consueto, non filtra nulla, nessuna comunicazione ufficiale, nessuna conferenza stampa della dirigenza sull'eliminazione dei playoff, nessuna indiscrezione sulla prossima stagione e sul rilancio della squadra. Un mood operativo decisamente discutibile, poco allineato ai parametri del calcio italiano. E anche il Catania vuole programmare al più presto la prossima stagione e anche qui spunta il nome di Inzaghi. Francesco Triolo. Non solo una partita, c'è una stagione da mettersi subito alle spalle. Il Catania guarda già al futuro, a programmare il prossimo campionato, a non lasciare nulla al caso per alimentare le ambizioni. Il primo passo dovrà essere quello della scelta del nuovo allenatore. Da giorni il nome che frulla nella mente del vicepresidente Vincenzo Grella è quello di Pippe Inzaghi. Non è il solo, ma è quello che piace di più e che potrebbe accettare la sfida rossazzurra di fronte ad un progetto a lunga scadenza, ma ha chiesto un'organizzazione tecnica di un certo tipo. Inzaghi vorrebbe cioè un direttore sportivo di un certo spessore, di cui si fida. Ecco perché il nome di Pasquale Foggia, con cui ha lavorato a Benevento, potrebbe ritornare in voga, anche se la società del presidente Pelligra sta parlando da tempo anche con Francesco Palmieri, ex responsabile del settore giovanile del Sassuolo. C'è insomma un ventaglio di opzioni piuttosto ampio che riguarda anche la panchina, perché oltre Inzaghi un altro nome è quello di Fabio Caserta, che al Massimino ha visto dal vivo anche una partita, quella contro il Giuliano. Poi si discuterà dei giocatori, ad esempio gente come Monaco, Buazza, Marini, Welbeck, Cicerelli, Peralta, Quaini, Cianci potrebbero ancora fare al caso del Catania, che non ha mai nascosto per esempio l'interesse per l'attaccante artistico retrocesso con Francavilla, ma autore di una strepitosa annata. Il Catania lo voleva già a gennaio, magari l'estate potrebbe essere la stagione giusta. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, un buon pomeriggio.